mai tu pensato una mattina di partire e venire in Nuova Zelanda? Perché che venendo là di altre bande, ma alle fine qualcuno non sapeva di che Nuova Zelanda, che non sapeva che robe che era, c'era un tocco di Australia. E siccome che poi è lontano al sede, ho detto, buon, tacchino di là, e dopo tutto il resto sarà poi d'ogni. Esatto. E però sono anche qua. Giuliano non aveva i skate per pagare una monada all'ospedale. E il direttore di banca l'ha tirato fuori i skate dal sottanquin e gliela sa lui. Io apprezzo tanto anche chi sta tirando. Io apprezzo il Friuli perché ti vedo che sono ancora a ballare sul balletto. Però allo stesso tempo io voglio bene anche chi sta tirando. Ben, come messaggio io direi sempre di finire la loro mentiata a altre comunità, a altri popoli del mondo e di non sciararsi per sua vita, no? di viaggiare, di comprendere e se che è il mio messaggio, no? Perché mi pare la partita dell'Italia al 25. Era capo di una gang che faceva i charges per Fort Kembla, che erano le fattorie di fare fiar, no? E di Fort Kembla si tutto che si faceva la fortuna a fatto bac e le venuto che e le morto pure, si sapesse del dopo. Ma per dire la verità, io sono contento di essere italiano e non proud of it. Ma io sono australiano. A dire la verità, in principio era un po' dura, perché i veri australiani erano un po' duri con l'altro. Vero australiano è stato l'aborigeno. Che erano qua, la maggior parte dei migranti che l'Inghilterra, erano un pochettino che non volevano io di italiani, ma dopo, plan a plan, hanno cominciato a capire se che noi altri si erano impartati e allora hanno cominciato a rispettare di più. Per tirare fuori questo nome, chiamava in Daigo, Sì. che vi ho domandato tante volte, ma ti mi chiami Daigo, il stato se che vuol dire? No, ma non ci so dire in così e continuano. Mio padre è sbarcato in Adelaide e dopo ha fatto il viaggio su un treno, è venuto su fino a Sydney e ha fatto un lavoro in un ristorante che è famoso, all'area famoso, che proprio in Sydney che si chiamava Romanos. L'idea era di venire in Australia per 3 anni e dopo di tornare in Europa. Fogolar è stato fatto da Furlans, ma è un po' grande per mantenerlo e le spese sono enormi. Perciò prima si amalgamare qui a Bruxelles, l'Abruzzo Club, si amalgamare con loro. Dopo fanno parte i trevigiani, i padovani, i bellunesi, vengono tutti che fanno le feste, o la gran parte di loro. No? Mi pensavo di chiamarlo Club Italia come parti a padrenti tutti gli italiani di poter là in davanti, perché Furlanza viene sempre manco, i miei figli vengono qui, ormai loro sono australiani. È tutto un altro mondo, nel senso che hanno tante regole, hanno la visione del futuro. Non sai neanche come dirti, hanno un modo di pensare completamente differente. Soprattutto con i Furlans è completamente l'opposto. I Furlans che hanno detto a lavoro, hanno l'andinante per mettere sulle chiese, mettere su famè, che poi bes per l'andinante vita, che invece ci che chiapping e spending. Non esiste nulla, il futuro non esiste. E cos'è che invece le manca di più del suo Pordenone? Ma senz'altro le persone, ho ancora la famiglia, ancora i miei genitori, una nonna e dei fratelli, eccetera. Posso dire nient'altro. Le stagionalità forse, anche però ho sempre odiato l'inverno, perciò dalla primavera all'estate mi piaceva l'Italia, dopo andavo un po' in paranoia. Una culture completamente diverse, una lingue completamente diverse e perché sono stato obbligato a imparare perché sennò non ti puoi vivere senza la lingua qui. Infatti, se sono mai pensato in qualche momento da vostre avventure all'estero, prima in America e dopo in Thailandia, di tornare in Friuli? Il mio al devi lavorare perché se non lavoro mi rompo le sballe a me e tornando in Friuli c'è al di fame
tutto il dì di fronte al computer, là in osterie. Allora io preferisco non vivere e che continui a lavorare. Quindi il Friuli cancellato. A Sirabia più di me quando le robe non vanno. A Sirabia più di me quando non arrivano gli ordini. Bem, aqui assim, dal centro di Bangkok, assim, fra la soglia 19, su convicte a Sok, e dall'indirizzo già più manco il ristorante si chiama Rosanos, cucine italiane tipiche, e parole in furlan, dite di me, un tai di vin buon e ne chiacchiere. Di zinca sono ormai forse 9 anys, arrivati qui per scherzo, in ferries, affinché sono passati 9 anys, diciamo qui. Isa qualcuno che ha mai pensato di fare un focolare furlan? Sì, allora, l'idea è partita di Alessandro Fatovic, che tra l'altro l'ha chiamato una sera in un bar che le sta presentando di Amis di Amis. E ti dici, vi firmare gli artisti che servivano da un determinato numero di film, si lo vi raggiunto. E quindi il ritrovo dal frico. Ti piace decine? Le persone, no, più che altri. Oltre al fatto, va bene, che è un paese che si sta sviluppando velocemente. E comunque le persone sono semplici, tanto più semplici che di noi, cioè sono più umane. La femmina del primo ministro Un Cintao vengono a mangiare qui ogni tanto, grosso ministro vengono a mangiare qui dalla nomenclatura cinese. Il numero 5, Jinping, quando viene qui, fanno sempre provino delle grappi nuove, grappi furlans, la snappe, perché anche i cinesi hanno tipo di snappe fatti dal riso, però non sono come i nostri. Io anzi insegnai a bevi come bevi non, che non, per esempio, dal sistema di bevi cinesi loro bevono tutto veloce, no? E cerchi sempre di finire il got di finire un corpo, invece non, quando bevi in plan. Un messaggio di per i furlans che sono di che tre bande dal mare, c'è i disarresti di lui, come? Che vengono a vedere qua, anche loro. Come che vuole che non altri lì là, e ora che loro cambiano, vengono a vedere c'è che fa in qua. Non si può neanche, no? No? Vieni a vedere c'è come che è l'Australia. Scarfato, come ti fa? Scarfato.